Sono arrivata nell'isola del Lazzaretto Nuovo con gli itinerari educativi accompagnando gli studenti nel 2012. Oltre alla natura dell'isola siamo entrati nel Teson e ho visto immediatamente le scritture parietali 5-600esche. Ho chiesto al presidente dell'Archeoclub se erano state già pubblicate, perché essendo occupata di scritture semicolte ho visto l'importanza di queste scritture. Da qui è incominciata un'attività costante, stabile, che si è poi così concentrata nella pubblicazione di tutte queste scritture che continuo a vedere, continuo a studiare e che continuo a guardare, perché il muro è poroso, non è una superficie per la scrittura. Però in i bastazzi, cioè i facchini, hanno scritto su questi muri e queste scritture che ci sono rimaste conservate si vedono meglio in momenti diversi e con la luce diversa. L'isola ha una luce spettacolare che cambia di stagione in stagione, di giorno in giorno e di ora in ora. Quindi la frequentazione di quest'isola è fondamentale per vedere e scoprire sempre cose nuove. C'è molto da fare ancora, nonostante la pubblicazione sia stata sistematica di tutte le scritture parietali del Teson Grando, ma ancora c'è da restaurare delle parti di muro e di intonaco antico che ancora non sono state restaurate e che ci daranno ancora delle scoperte straordinarie. Quest'isola non si può abbandonare e rappresenta la storia di Venezia, la storia di provvedimenti veneziani, la storia, una parte della storia dell'Europa e del nostro mondo.